Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal campo comunale Pincelli di Budoni per la 26esima giornata del campionato di eccellenza regionale. Scendono in campo Budoni e Nuorese, squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo agli ordini della signora Rossana Barabino della sezione di Sassari, assistenti Nicola De Riu di Oristano e Pietro Fae di Ozieri. Andiamo rapidamente a passare in rassegna le formazioni che si affronteranno in questo pomeriggio del comunale di Budoni, partendo per dovere di ospitalità dalla Nuorese che schiera Scarcella, Peana, Mastio, Spina, Puddu, Rantuccio, Durantini, Nicol, Saura, Cocco e De Murtas a disposizione di mister Francesco Picconi, Coccozza, Dinardo, Porcu, Giorgi, Loi, Pirriottu, Moro, Tiddia e Animo Bono. Il Budoni risponde con Faustico, Caparros, Raimo, Greco, La Macchia, Satta, Rossi, Scioni, Meloni, Spano e Ortenzia a disposizione di mister Raffaele Cerbone, Riccio, Steri, Zullo, Luongo, Diop, Lancioni, Santoro, Ortiz e Ndiaye. È quasi un testa a coda quello che si giocherà oggi allo stadio Pincelli. Budoni secondo in classifica con 55 punti, uno in meno del Latte Dolce che oggi riposa. L'opportunità dunque per la squadra di Cerbone di passare al comando della classifica. Ultima la Nuorese con soli 16 punti, annata sfortunata e complicata per la squadra verde-azzurra. Intanto le squadre vanno a disporsi per un minuto di raccoglimento in onore dell'ex presidente della Federcalcio e della Lega Dilettanti Carlo Tavecchio, scomparso stamane. Presidente della stessa dall'11 agosto del 2014 al 20 novembre del 2017. Uomo esemplare, uomo di sport, uomo tricolore al massimo. Lo ricordiamo con immutato affetto. E questo è il minuto di raccoglimento per onorare la figura di Carlo Tavecchio, già presidente della Federcalcio e della Lega Nazionale Dilettanti. Non sarà l'unico minuto di raccoglimento previsto in questa partita. Al 21esimo minuto la signora Barabino fermerà il gioco per commemorare le vittime della Shoah. Non casuale la scelta del minuto 21 che richiama il binario 21 della stazione di Milano, da dove sono partiti purtroppo tanti deportati verso i campi di concentramento. Squadre disposte in campo. Sulla metà campo di sinistra vediamo la Nuorese che oggi giocherà nel suo tradizionale verde azzurro con pantaloncini e calzettoni blu. In azzurro e pantaloncini bianchi il Budoni, che in questo primo tempo attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Nuorese che andrà a battere il calcio d'inizio con sul pallone Maximiliano Saura. Partiti Maximiliano Saura, centravanti argentino, in forza alla Nuorese dal mese di gennaio. Suo il gol decisivo contro il Calangianus, che aveva riportato un po' di ossigeno alla classifica della Nuorese che viene da due sconfitte e dal turno di riposo, sconfitte maturate contro il Bosa e il Latte Dolce. Budoni che invece nello scorso turno ha espugnato il Chichito Chessa di Bonorva battendo il Bosa con un eloquente 4-0 che ha riportato la squadra di Cerbone nei pressi della vetta della classifica, distante solo un punto per merito del pareggio ottenuto dal Latte Dolce contro il Lanusei. Latte Dolce che osserva un turno di riposo, lo osserverà il Budoni nel prossimo turno prima dello scontro diretto che si giocherà qui al Pincelli sabato 11 febbraio. Tanto è Nuorese che manovra con Nicol, gioca all'indietro dalle parti di Durantini, un altro dei nomi nuovi della Nuorese in questa fase, gioca su Rantuccio, quindi Cocco in posizione di playmaker, lancia dalle parti di Alessandro Mastio. Attenzione perché buona la palla per Mastio, il tiro respinge in calcio d'angolo Faustico. Palla messa in corner, prima occasione per la Nuorese, con Mastio che stava per approfittare di una sbavatura della difesa del Budoni. Avvio di personalità della Nuorese,
ultima in classifica, ma che non vuole lasciare niente di intentato per portare via punti anche dal Pincelli in questo difficile impegno. Sulla bandierina di destra il capitano Fabio Cocco, vengono avanti alcuni saltatori dalla difesa verde-azzurra. Pallone messo al centro da Cocco, sul primo palo non ci arriva nessuno, ci arriva invece Rossi per il Budoni, prova a liberarsi dalla pressione di De Murtas. Rossi mette in avanti, dove però fa buona guardia Mastio, che prova a servire Spina, non si chiude il passaggio, intercetta Spano e adesso prova a ripartire il Budoni, ma va a chiudere tutto Peana sulla pressione di Scioni. Oggi fascia di capitano per il numero 8, uno dei tanti ex di turno di questa partita, lui unitamente a Giuseppe Meloni, che sono in campo tra i titolari del Budoni, ma vediamo anche tra gli altri Alessandro Steri e Giacomo Santoro, mentre sul fronte nuorese segnaliamo Stefano Spina, oggi maglia numero 4, i suoi trascorsi qui a Budoni. Parte la nuorese, Cocco gioca su Mastio, avanti per Saura, chiude la difesa del Budoni, ma la palla torna nelle disponibilità di Nicol, allarga sulla destra Nicol dalle parti di Mastio, maglia numero 3, a Mastio a Nicol, che riesce a controllare un pallone difficile, viene messo giù, Scioni fa partire Spano, non c'è fallo, quindi Spano prova a guadagnare il fondo da sinistra, le sfinte di Spano su Mastio, il cross al centro, mette fuori Spina, dalle parti di Nicol, anticipato da Scioni, che gioca all'indietro sulla macchia, da Satta per la macchia, il lancio lungo dalle parti di Ortenzi, che prova a prolungare, ci arriva dall'altra parte Puddu, se non andiamo errati sul settore di sinistra, ma ancora il Budoni che può manovrare con Satta, bloccato il suo passaggio, prova a ripartire la nuorese con Rantuccio, che gioca all'indietro su Spina, oggi impiegato come difensore centrale da mister Picconi. Lo scambio tra Puddu e Cocco, da Cocco a Rantuccio, non riesce a controllare, prova a intervenire Nicol, ma è più veloce Scioni, che prova a servire Ortenzi, fermato anche Ortenzi, prova a ripartire la nuorese con un lancio lungo fuori misura per Saura, non è buono nemmeno per Durantini, prova a ridistendersi il Budoni con Samuele Spano che difende su Mastio, lo fa bene Spano, che lavora con il corpo e poi prova a guadagnare il fondo da sinistra, va a chiudere Mastio, che gli mette il pallone in calcio d'angolo, primo corner anche per il Budoni. Non è dello stesso avviso il secondo assistente, che assegna la rimessa da fondo campo alla nuorese. Tra le proteste di panchina e pubblico non se ne capacita mister Cerbone di questa decisione e ci sentiamo di condividere il suo punto di vista, perché la deviazione di Mastino è parsa abbastanza evidente, non dello stesso avviso la terna arbitrale, che assegna la rimessa da fondo campo al portiere della nuorese Scarcella. Batte lungo Scarcella in una zona dove non ci sono maglie verde e azzurre, prova ad alimentare l'azione Caparros, ma recupera la nuorese con Nicol, la pressione di Scioni è fallosa e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra allenata da Francesco Picconi, quando siamo al 6° minuto di gioco qui al Pincelli. Ancora reti inviolate tra Budoni e nuorese, ma segnaliamo appunto l'occasione avuta da Mastio nei primi minuti per la squadra verde-azzurra, la grande risposta di Faustico sul destro indirizzato verso il primo palo. Qui la battuta di Cocco a cercare Puddu, Puddu deve fermarsi, servire Spina, da Spina all'indietro per Scarcella, prova a farsi vedere Peana che riceve corto, sale la pressione di Spano, Peana gioca a lungo a cercare Durantini, fermato, c'è Nicol che recupera comunque questo pallone, prova a incunearsi tra le linee della difesa del Budoni, pretende forse un po' troppo Nicol, chiude bene la macchia, ma ancora possesso palla della nuorese, che è partita meglio in queste prime battute. Parte adesso il Budoni con Caparros, pallone in orizzontale per Scioni che arriva a destinazione, invita all'azione Nicola Raimo, il cross di Raimo dalle parti di Meloni, il colpo di testa di Meloni, non c'è né potenza né precisione nel tentativo del bomber della squadra di casa, uno dei tanti ex oltre che nuorese di nascita
Giuseppe Meloni 3 parentesi nella nuorese nella sua carriera, non particolarmente fortunate, se si esclude la prima, quando appunto Giuseppe Meloni ha militato nella nuorese di Goveani, che stravinse il campionato di eccellenza regionale. Rimessa laterale per la nuorese, Mastio sul settore di destra, osserva il piazzamento dei compagni, 3 le soluzioni offerte lungo linea da Saura, Durantini e Nicol, nessuna va a buon fine per l'intervento di Scioni, poi la spinta di Rantuccio ai danni di Spano e dunque calcio di punizione in favore della squadra allenata da Raffaele Cerbone. La battuta di Satta a cercare la macchia, lancio lungo di La Macchia a cercare l'inserimento di un giocatore del Budoni sul settore di destra, chiude tutto Spina, lancio per Cocco che si impegna con il tacco a fermare questo pallone, non era facile come giocata, riprende palla il Budoni con Alessio Rossi. Rossi gioca su Caparros, il pallone di ritorno che arriva in qualche modo, può manovrare il Budoni adesso con La Macchia che allarga su Satta. Satta osserva il piazzamento dei compagni, poi gioca su Scioni che si è spostato a sinistra, il lancio lungo a cercare l'inserimento di Spano, altro duello con Mastio. Spano sistema il pallone sulla destra, poi si porta il pallone su sinistro, il cross dall'altra parte dove c'è Ortensi, ostacolato da Puddu, finisce a terra Ortensi, non c'è fallo, palla che finisce in fallo laterale dall'altra parte, palla buona per Cocco, Cocco gioca a sinistra per Puddu, Puddu lancia lungo dalle parti di Saura, Saura contro La Macchia, prova a difendere il pallone Saura, è efficace comunque la chiusura del Budoni, ma palla che in qualche modo torna dalle parti di Nicol, quindi Rantuccio messo giù fallosamente da Ortensi, calcio di punizione in favore della nuorese. Sul pallone Spina, ma c'è anche Cocco che lancia lungo in una zona dove non ci sono maglie verde-azzurre. La Macchia lascia scorrere per Faustico che gioca a corto su Caparros, da Caparros a Rossi. Rossi per Raimo, gioca ancora centralmente per La Macchia, dalla Macchia a Caparros. Si deve fermare il centrale del Budoni che gioca sul suo compagno di reparto, cambia il Budoni giocando sul settore di sinistra, c'è Satta. Satta pesca completamente solo Spano tra le linee, ha spazio Spano che può pensare anche al tiro, ci prova Samuele Spano, palla sul fondo, mira da rivedere anche per il numero 10 del Budoni. Possiamo fare la conta degli assenti delle due squadre. Nel Budoni assenti per squalifica Dominguez e il capitano Marco Farris, anch'egli un ex di turno avendo militato nella nuorese nella passata stagione. 2 assenze per squalifica anche per mister Picconi che deve fare a meno di Solinas e Bubadem, entrambi appiedati per 2 giornate dal giudice sportivo a seguito della gara disputata contro il Latte Dolce 2 settimane fa. Spano mette giù il pallone, prova a servire Meloni, da questi a Scioni, Scioni chiama l'azione Raimo ma chiude tutto Durantini, da Durantini a Mastio, Mastio gioca all'indietro per Scarcella, il rinvio di Scarcella dalle parti di Nicol che anticipa Scioni, quindi Rantuccio mette in movimento Durantini che guadagna la rimessa laterale sulla pressione di Andrea Satta. Rantuccio gioca su Cocco, c'è la pressione di Ortensi, Cocco gioca all'indietro dalle parti di Spina, che allarga sulla sinistra per Puddu, Puddu chiama l'azione di Murtas, ancora per Puddu, prova a guadagnare il fondo da sinistra, Puddu, il duello con Caparros che gli mette il pallone in fallo laterale, la rimessa è per il Budoni, l'ultimo a toccare è stato l'esterno della nuorese, Budoni che riparte da Caparros, il lancio lungo a cercare Meloni, l'anticipo di Spina, pallone che rimane lì ma arriva prima di tutti Scioni, prova a girarsi Scioni ma c'è il recupero di Stefano Spina dalle parti di Peana per Rantuccio, quindi Nicol lancia in avanti, fuori misura il passaggio per Durantini, interviene
in tutta sicurezza Satta che gioca all'indietro dalle parti di Faustico, da Faustico a Caparros, Caparros per Greco in posizione di playmaker, gioca ancora su Caparros, da questi alla Macchia, la Macchia allarga dalle parti di Satta, quindi Raimo gioca ancora all'indietro su Satta, serve il piazzamento dei compagni, Satta prova a lanciare in avanti per Spano, in controtempo l'ex giocatore di Calangianus e Arzachena non riesce a intervenire su questo pallone che finisce in fallo laterale. 13 minuti di gioco qui al Pincelli, ancora 0-0 tra Budoni e Nuorese. Mastio, pallone intercettato da Raimo, quindi Peana alza ancora dalle parti di Mastio, c'è l'anticipo di Raimo, poi l'intervento di Scioni, la rimessa è per il Budoni, ancora Spano la mette al centro, troppo lungo per Meloni, pallone che sfila in fallo laterale, c'è Puddu su questo pallone, sale la pressione dei giocatori in maglia azzurra, da Puddu a Cocco, ancora il capitano, serie di triangolazioni che vanno a buon fine, quindi il lancio di Puddu fuori misura per Saura, esce dai pali Faustico, mette in movimento Satta, quindi Greco gioca su Caparros, Caparros supera la linea di metà campo prima di servire Rossi, da Rossi ancora a Greco gioca su Scioni, allarga sulla sinistra per Raimo, ha spazio Raimo per mettere il cross al centro, lo respinge Spina, serie di rimpalli e poi si salva la Nuorese con Puddu che mette in calcio d'angolo anticipando Ortensi, ma c'è una segnalazione del secondo assistente, probabile una posizione di offside, tanto rimane a terra Scarcella, gioco che riprenderà con il possesso palla della Nuorese. Va a recuperare il pallone Scarcella. Vita i suoi a salire il portiere verde-azzurro. Battuta lunga di Scarcella dalle parti di Rantuccio, quindi Saura anticipato, chiude bene Greco giocando all'indietro poi su Faustico, da Faustico a Caparros, gioca sulla Macchia, va a girare palla il Budoni qui a sinistra con Satta, Satta si libera dalla pressione di Micolo, lancia in avanti dalle parti di Spano, non riesce a controllare il pallone Spano, Peana gioca all'indietro su Scarcella, attenzione perché Scarcella rischia, qui non c'è fallo di mano di Spano, arriva Scioni che realizza il gol dell'ex e porta avanti il Budoni al 15° minuto. Errore difensivo piuttosto marchiano di Scarcella, ne ha approfittato Spano che ha intercettato questo pallone, l'ha messo a disposizione di Scioni, difficile sbagliare da quella posizione. Si sblocca la gara del Pincelli, 1-0 per il Budoni, al 15° il gol dell'ex di Sandro Scioni. Errore difensivo che punisce oltre misura una Nuorese che era entrata bene in campo, aveva anche sfiorato il gol nei primi minuti, aveva comunque tenuto testa al Budoni. Clamoroso errore di Scarcella, il risultato che si sblocca qui al Pincelli, prova adesso a reagire la Nuorese con Cocco, pressato da Greco, prova a mettere in movimento Puddu, chiude bene Rossi, da questi a Ortensi, ancora per Rossi che può giocare all'indietro per Caparros, Caparros a Greco, quindi la Macchia gioca su Satta, porta palla Satta, il lancio lungo a cercare Spano, riesce stavolta a controllare bene Spano, mettere in movimento Raimo, non si chiude la triangolazione, interviene Peana porta avanti il pallone, viene messo giù dal
ritorno di Nicola Raimo, ci sarà il calcio di punizione in favore della Nuorese. C'è Peana sul pallone, cerca Nicol prova a appoggiare di petto dalle parti di Durantini, si chiude il Budoni, qui tutta di prima l'azione della squadra gallurese. Raimo gioca all'indietro su Faustico per Satta, la Satta ancora per Raimo, quindi la macchia, non c'è particolare pressione della Nuorese, quindi prova a ripartire il Budoni con Caparros che gioca ancora sulla macchia, quindi Satta ancora per Raimo a sinistra, la giocata di Raimo in una zona dove non ci sono compagni, c'è invece Peana in chiusura, quindi Nicol controlla bene questo pallone, lo gioca su Mastio, da Mastio a Spina si libera dalla pressione di Ortensi, poi mette a sinistra a metà strada tra Puddu e De Murtas, interviene Rossi che mette il pallone al centro dalle parti di Meloni, la sponda di Meloni, ma era in fuorigioco il centravanti biancoceleste. Greco poi aveva battuto a rete, ma il gioco era già fermo. Riparte la Nuorese con Puddu gioca su De Murtas, litiga un po' col pallone De Murtas e consente il recupero a Rossi che si invola sulla destra, può mettere un altro cross che finisce direttamente a fondo campo. Nuorese che tiene bene il campo, ma poi ci sono queste distrazioni e questi errori individuali che si trasformano in potenziali pericoli, e non solo potenziali, perché il gol di Scioni arriva proprio da un clamoroso errore di Scarcella. Intanto qui Ortensi recupera un altro pallone, rimedia Peana mettendo il pallone in fallo laterale, momento di confusione per la Nuorese. Qui Caparros gioca su Faustico mette in movimento Satta, a spazio Satta, manovra su Greco ancora su Caparros, avanza senza alzare troppo i ritmi Budoni, qui Caparros tenta il pallone in verticale per Spano, posizione irregolare, aveva recuperato Spina, allarga le braccia a Spano in segno di protesta nei confronti di questa decisione della terna arbitrale. Riparte la Nuorese con Spina gioca su Cocco, su Puddu, quindi De Murtas, Nicol, avanza la Nuorese, servito adesso Cocco, 3 uomini intorno al capitano che prova a servire De Murtas, che lancia nello spazio Nicol e in anticipo la macchia. Ha letto bene la circostanza il centrale della difesa del Budoni, ma Nuorese che resta in possesso palla con Spina, elude la pressione di Meloni, poi mette il pallone avanti dove c'è Caparros che mette in fallo laterale Cocco gioca su De Murtas, prova a farsi largo De Murtas, fermato regolarmente dall'intervento di Greco che allarga sulla sinistra dalle parti di Spano, c'è Peana in anticipo che alza il pallone in fallo laterale. Scioni lascia a Raimo a Greco gioca su Caparros, quindi Rossi, si accentra Rossi, trova Scioni tra le linee, Spano, il tentativo di triangolo che non si chiude, ha fatto un buon velo Scioni per poi ricevere nuovamente il pallone. Riparte la Nuorese con De Murtas, circondato dai giocatori del Budoni, gioca all'indietro dalle parti di Rantuccio, quindi Cocco, De Murtas allarga su Peana, invitato all'azione, Peana lancia lungo, troppo cercare Durantini, palla sulla schiena di Raimo che concede la rimessa laterale alla Nuorese. C'è Mastio sul pallone, da Mastio a Durantini, va via Durantini, avrebbe lo spazio per il cross, sceglie invece Rantuccio che scivola su questo pallone, può ripartire il Budoni con Scioni, da Scioni a Spano, inseguito da Nicol,
la sterzata di Spano a far fuori il numero 8 della Nuorese, quindi Spano allarga dalle parti di Ortenzi, chiude bene Puddu che mette il pallone in fallo laterale. Siamo al 21esimo. E arriva il 21esimo minuto abbondante, siamo già al 22esimo. Dal binario 21 Parola allo speaker. Continuano 20 convogli deportando gli ebrei e tutti perseguitati verso i campi di sterminio. Furono in tanti a partire, pochissimi a tornare. Il binario 21 è il luogo in cui ebbe inizio l'orrore della Shoah, nel 1943 e il 1945. La Lega Nazionale Dilettanti ricorda le vittime innocenti sui campi di calcio, luogo invece di gioia e divertimento, affinché le giovani generazioni sappiano, capiscano e comprendano. In difesa della memoria, perché quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. Questa è la frase incisa in 30 lingue sul monumento del campo di concentramento di Dachau, per non dimenticare mai. Chi non ricorda è condannato a ripetere gli stessi errori, questo diceva in sintesi il messaggio della Lega Nazionale Dilettanti, e ovviamente ne abbiamo un profondo riscontro visto che i governanti del mondo sembrano non aver recepito la lezione impartita dagli orrori della Shoah. Intanto si gioca ancora e qui Raimo trova il gol del 2-0. Il cross di Rossi dalla destra, il colpo di testa di Raimo in anticipo e cambia nuovamente il punteggio al Pincelli. 2-0 per il Budoni, dopo il gol di Scioni al 15esimo arriva Raimo al 24esimo a portare il Budoni sul 2-0. E anche in questo caso forse è mancata un po' di concentrazione alla difesa della Nuorese. Il compito per la squadra di Picconi adesso si fa particolarmente difficile. Quando stiamo entrando nel 25esimo minuto di gioco al Pincelli e il Budoni avanti per 2-0 e possiamo dirlo senza aver prodotto granché, senza aver dovuto particolarmente accelerare i ritmi, la squadra di Cerbone si ritrova sul 2-0, il primo gol, un grave errore difensivo commesso dalla retroguardia verde-azzurra, non impeccabile neanche in questa occasione. Tanto Budoni che prova a battere il ferro finché è caldo, qui Raimo al centro, non ci arriva Meloni, quindi Rossi dall'altra parte mette il cross, non ci arriva Scarcella, palla sull'esterno della rete, abbiamo avuto l'illusione del gol dalla nostra postazione. Palla che è finita direttamente a fondo campo, ancora pericoloso il Budoni che adesso ovviamente ha buon gioco su una Nuorese che non aveva iniziato male questa partita, aveva anche creato la prima occasione con Mastio, ma che poi ha concesso di fatto due errori, soprattutto in occasione del primo gol. E il Budoni è già squadra di valore a cui non si dovrebbe concedere nulla. Nuorese che prova a ripartire con Nicol a Mastio gioca su Rantuccio, di prima intenzione verso Durantini, chiude tutto Scioni, quindi Raimo prova a servire Spano, chiude Mastio in collaborazione con Peana. Riparte la Nuorese, da Peana a De Murtas, a spazio per l'imbucata, sceglie invece Puddu a sinistra, De Murtas, pallone per Coco, legge facilmente questa situazione Caparros prova ad andare via in azione personale, si allunga troppo il pallone, arriva Spina a mettere il pallone in out, Caparros lascia a Rossi, gioca all'indietro, pallone per Greco, da Greco a Satta,
Satta per Raimo, Raimo va via a Durantini, poi serve Meloni, Meloni contro Spina, il rimpallo favorisce Meloni che mette in movimento Rossi, ha una buona occasione Rossi che sterza su Puddu, poi gioca all'indietro dove c'è Greco, da Greco ancora Meloni, prova a sistemarsi il pallone, l'imbucata per Greco, c'è la posizione di offside del numero 4 sull'invito di Meloni. Si lamenta Cerbone, arriva la signora Barabino a redarguire il tecnico del Budoni. Tanto ci informano di un errore sulla distinta, il portiere della Nuorese non è Scarcella, bensì Cocozza, che in distinta figura con la maglia numero 12. E dunque chiediamo scusa a Scarcella per avergli addebitato l'errore in occasione del primo gol. Per Nicol, quindi Rantuccio di prima intenzione non trova compagni di squadra, può ripartire il Budoni con Ortensi, Ortensi serve Rossi, Rossi per tentativo per Greco intercettato da Cocco, quindi Puddu perde palla, interviene Rossi, poi un rimpallo favorisce il terzino sinistro della Nuorese, c'è tanta confusione in campo, qui Rantuccio prova a mettere ordine servendo Cocco, Cocco trattenuto da Caparros, non c'è fallo neanche stavolta, il pallone arriva dalle parti di Spano che finisce a terra, non c'è fallo. Pallone per De Murtas, da De Murtas a Rantuccio, deve difendersi Rantuccio dalla pressione di Greco, serve Nicol, da questi a Mastio, ha spazio Mastio, può superare la linea di metà campo, Mastio lancia in avanti verso Saura, pallone molto impreciso, finisce direttamente a fondo campo. Stiamo entrando nella mezz'ora qui al Pincelli di Budoni, avanti la squadra di casa con il punteggio di 2-0 in virtù dei gol realizzati da Scioni al 15° minuto e da Raimo al 24°. Greco per la Macchia, il rinvio di La Macchia dalle parti di Peana, di testa, Nicol controlla con il petto, prova a girarsi su Satta che gli tocca via il pallone, c'è un lancio lungo dalle retrovie, prova ad approfittarne De Murtas quando si fa sorprendere Rossi. Rossi per Ortensi, all'indietro per Caparros, quindi Satta, non c'è pressione, Satta porta avanti il pallone, gioca a sinistra su Nicola Raimo, Raimo ancora per La Macchia, prova a guadagnare qualche metro il Budoni, Greco lancia centralmente dalle parti di Spano, preziosa la chiusura di Peana, ancora Budoni in possesso palla con Ortensi, gioca all'indietro su Satta, da Satta Scioni, quindi Ortensi gioca all'indietro su Satta che allarga a destra dove c'è Caparros, a spazio Caparros si fa incontro Cocco, quindi Ortensi lancia sulla destra dove c'è Rossi, duello con De Murtas, giochi di gambe di Rossi che riesce a innescare un compagno di squadra, pallone al centro dalle parti di Meloni, anticipo di Peana, siamo dall'altra parte con Raimo pressato da Durantini, Raimo gioca all'indietro dove c'è Satta, pensa al tiro Satta, tiro che arriva, blocca Cocozza, non c'era né potenza né precisione in questa conclusione di Andrea Satta, facile l'intervento di Cocozza che chiama i suoi a salire, poi gioca a corto su Mastio, pallone fuori misura, altro errore, c'è Spano ha la possibilità dal limite dell'area, Spano sfiora il palo,
ma altro grave errore della Nuorese. Ne stava per approfittare Samuele Spano, la sua staffilata finisce non lontana dal palo di destra dalla porta di Coccozza. Sistema il pallone Coccozza che chiama i suoi compagni a salire. Non stiamo per entrare nel 33esimo minuto di questo primo tempo che vede il Budoni avanti per 2-0 sulla Nuorese. Qui l'anticipo di Lamacchia su Spina, su Rantuccio scusate, che rimane a terra, si tocca la testa, Cocco mette fuori, nel frattempo Rantuccio si era anche alzato. Budoni che adesso restituirà il pallone, verosimilmente. Greco restituisce il pallone a Coccozza, si riparte dal portiere verde-azzurro che sistema a terra il pallone. La battuta di Coccozza in una zona dove c'è Scioni che gioca su Meloni, da questi a Spano, l'uno contro uno di Spano con Peana, Spano col sinistro, palla a fil di palo, altro buon tentativo per Samuele Spano, palla che finisce a fondo campo. Ma ci è andato vicino ancora una volta il Budoni. Sistema il pallone l'estremo difensore della Nuorese. Calcio lungo di Coccozza, la sporca Nicol, dalle parti però di Lamacchia che mette subito in movimento Raimo, da Raimo a Spano, la posizione regolare ma c'è Peana in anticipo, recupera comunque il Budoni con Scioni, ancora su Raimo, recupera De Murtas, mette in movimento Durantini, pressato da Satta, intervento falloso del numero 6 del Budoni, calcio di punizione per la Nuorese. Peana lancia lungo dalle parti di Nicol, stoppa con il petto, poi di testa, poi con il ginocchio. Qui forse un fallo di mano ravvisato dalla signora Barabino, fallo di mano di Satta e Nuorese che ha un'opportunità con questo calcio di punizione. Non siamo vicinissimi alla porta di Faustico, siamo a circa 30 metri. Vediamo i saltatori della squadra verde-azzurra avvicinarsi al limite dell'area di rigore. Tanto batte subito Cocco dalle parti di Peana. Fischia la signora Barabino per interrompere l'azione. Si deve attendere il fischio del direttore di gara. Vediamo se a questo punto Cocco cercherà direttamente la porta o metterà un cross al centro dove ci sono Saura, Rantuccio e Spina, ma lo stesso Peana e Nicol tra i saltatori. Sembrerebbe più intenzionato a metterla al centro il capitano della Nuorese. Osserva tutto la signora Barabino che va a redarguire i giocatori al limite dell'area. Non perde di vista alcuni duelli individuali il direttore di gara, che ha ancora qualcosa da dire. Prima di fischiare va Cocco al centro, pallone toccato da un difensore del Budoni, precisamente da Caparros, che mette in movimento Raimo da esterno, ancora per Caparros che prova a lanciarsi in azione personale, riesce a toccare dalle parti di Greco, fermato provvidenzialmente perché il Budoni poteva ripartire in contropiede anche in superiorità numerica. Recupera la Nuorese con Puddu che gioca su De Murtas, da De Murtas a Cocco, Cocco apre a destra dove c'è Nicol, vediamo se Nicol riesce ad addomesticare questo pallone, con un po' di difficoltà riesce a giocare su Rantuccio che poi si allunga troppo il pallone. L'intervento di Greco è efficace perché guadagna la rimessa laterale
il centrocampista del Budoni, tende a giocare troppo di prima Rantuccio, anche quando occorrerebbe pensare un po'. La rimessa è per il Budoni con Raimo che gioca su Spano. Spano prova a girarsi su Mastio, ci riesce il numero 10 del Budoni. Le finte di Spano, non abbocca Mastio che però poi restituisce il pallone a Spano e guadagna anche la rimessa laterale. Il terzino della Nuorese, non è d'accordo Spano, le proteste verso la signora Barabino, riparte la Nuorese con Mastio, pallone sporcato da Scioni che entra nelle disponibilità di Ortenzi che gioca all'indietro sulla macchia, dalla macchia a Caparros per Greco, chiama all'azione Rossi, non aveva capito le intenzioni del compagno, l'esterno destro del Budoni che si era fermato. Si riparte dalla rimessa laterale per la Nuorese, qui Rantuccio gioca all'indietro su Spina allarga su Mastio che gioca su Peana in avanti dalle parti di Saura, l'anticipo di Sata, interviene Durantini per un attimo perché è efficace la chiusura di Scioni che gioca dalle parti di Faustico, quindi Caparros ancora dalle parti di Faustico, la pressione di Saura che gioca ancora sulla destra, quindi Rossi, da Rossi a Greco, a spazio Greco, sta arrivando Saura in pressione, Greco su Caparros, tenta la pressione la Nuorese ma esce bene il Budoni con la macchia in avanti per Meloni, di prima intenzione l'apertura di Meloni a cercare Rossi, il duello con Puddu, Rossi sbaglia completamente il cross, finisce a fondo campo, poteva fare meglio anche l'esterno destro del Budoni in questa circostanza. Non sono pochi gli errori tecnici che abbiamo visto in questo primo tempo, sicuramente ha pagato maggiormente dazio la Nuorese, soprattutto in occasione del primo gol realizzato da Scioni. Tanto c'è un fallo di Durantini ai danni di Scioni, arriva anche il primo provvedimento disciplinare con il cartellino giallo indirizzato al numero 7 della Nuorese. Protesta Nicol, ma irremovibile la signora Barabino nell'assegnare il calcio di punizione al Budoni. Si vede la macchia dalle retrovie, si vede anche Andrea Satta al limite dell'area. Sul pallone Greco e Raimo, più il numero 4, in realtà dovrebbe essere lui con il mancino a battere verso l'area di rigore. È alta la linea difensiva della Nuorese, battuta di Greco dalle parti di Scioni, la spizzata di Scioni, poi c'è il fuorigioco di Lamacchia che aveva cercato di mettere il pallone nuovamente al centro. Pallone per Cocozza. Tanto ci sono già dei movimenti sulla panchina della Nuorese, vediamo se mister Picconi effettuerà qualche cambio in questi 5 minuti scarsi, più recupero ancora da giocare. Qui Rantuccio prova a prolungare su Saura che ci prova di prima intenzione, sorprendere Faustico fuori dai pali, ha recuperato comunque in maniera abbastanza agevole la propria posizione il portiere del Budoni. Intanto tra i giocatori della Nuorese che si scaldano vediamo proprio il portiere Scarcella, vediamo se ci sarà un avvicendamento proprio tra i pali. Intanto Spano mette il pallone al centro, blocca tutto Puddu, ma c'è Caparros, pensa per un attimo al tiro, poi prova a servire Rossi,
chiude la Nuorese con Puddu, ma è ancora Budoni in possesso palla con Rossi che gioca su Caparros. Si scambiano la posizione i due giocatori. Rossi poi gioca all'indietro sulla Macchia, la Macchia per Satta, Satta per Scioni, Scioni per Greco, da Greco a Raimo sul settore di sinistra, il cross di Raimo arriva a Spina con il petto e poi Cocozza intercetta il pallone, servito Cocco, Cocco ancora su Cocozza che rilancia dalle parti di Scioni, quindi Ortenzi non riesce a servire Meloni, prova a chiudere la Nuorese con Rantuccio che serve Saura, il fallo di Saura su Satta in anticipo. Tanta confusione, si fa fatica a mettere a terra il pallone. Squadre che da qualche minuto hanno rinunciato di fatto alla manovra palla a terra. Ci prova adesso il Budoni. Rossi per Caparros, da Caparros alla Macchia, quindi Satta in avanti per Spano, in controtempo lascia scorrere Peana prendendosi qualche rischio, legge bene la situazione Cocozza, poteva essere un invito a nozze per Meloni, comunque Budoni che manovra ancora, si chiude la Nuorese, qui Rantuccio fa fuori Ortenzi, Rantuccio sventaglia sulla sinistra dove c'è De Murtas, in anticipo De Murtas affronta Rossi, De Murtas gioca su Cocco, troppo lungo questo pallone, arriva Scioni che mette in movimento Satta, di prima intenzione per Meloni, vediamo se la posizione di Meloni è regolare, non potremo mai saperlo perché Meloni non riesce a raggiungere il pallone in tempo, la rimessa per la Nuorese, parte Spina, Rantuccio per Spina ancora, quindi parte la Nuorese con Peana, c'è Nicol che si è allargato sul settore di destra, la Nicola Durantini che prova a far sfilare il pallone, legge bene Raimo, poi è bravo Nicol a chiudere in fallo laterale, Raimo gioca su Spano, chiude la Nuorese ma la chiusura di Durantini finisce in fallo laterale, non è ancora Raimo. Raimo gioca all'indietro per Greco, la Greco ancora per Raimo, il cross con il sinistro, non arriva a Spano ma arriva a Rossi che prova a servire Meloni, non controlla bene Giuseppe Meloni e favorisce l'intervento di Cocozza che apre subito a sinistra per Puddu, Puddu lancia lungo, arriva in anticipo la Macchia su Saura, la Saura Rossi, gioca all'indietro su Caparros, Caparros per Greco, Greco gioca su Satta, non ha fretta di accelerare il Budoni, Greco ancora su Raimo, da Raimo su Scioni, ancora per Raimo, tentativo di servire Satta, chiude Peana che perde banalmente il pallone, arriva Raimo, mette il cross al centro dalle parti di Meloni, esce Cocozza con i pugni e anticipa il bomber di casa, non è dall'altra parte per Cocco, da Cocco a Puddu, quindi la chiusura di Ortenzi dalle parti di Rossi, per un attimo aveva recuperato palla il Budoni, ha chiuso in qualche modo Spina, palla che finisce a fondo campo, molto leziosa la manovra difensiva della Nuorese, forse anche troppo ci suggeriscono dalla tribuna e ce lo suggerisce un giocatore che un ex giocatore che di manovra difensiva se ne intende come. Il rinvio di Cocozza, l'anticipo di Scioni, quindi Ortenzi, da Ortenzi a Satta e qui sul passaggio di Satta a Raimo si chiude il primo tempo, avanti il Budoni per 2-0, massimo risultato con il minimo sforzo per la squadra di Cerbone, Nuorese che era partita bene ma poi alcuni errori difensivi la condannano a un risultato che forse la punisce oltremodo. Noi ci prendiamo un quarto d'ora di pausa e poi torneremo per il racconto della ripresa. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit?
Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Rientriamo dal Pincelli per il secondo tempo della sfida tra Budoni e Nuorese. Si riparte dal 2-0 in favore della squadra di casa grazie ai gol realizzati da Scioni al 15° minuto e da Raimo al 24°. Budoni, che ricordiamo si trova a 55 punti al secondo posto in classifica, un punto dietro la capolista Latte Dolce, che in questo turno riposerà il Budoni domenica prossima, prima dello scontro diretto tra le due squadre che si giocherà su questo campo il prossimo 11 febbraio, sabato 11 febbraio. Ultimo posto invece per la Nuorese, stagione complicata per il sodalizio di Via Aosta. Tanto partiti per il secondo tempo, dicevamo stagione complicata, diciamo che in questo girone di ritorno la situazione è stata aggravata anche da un calendario non semplice che sta vedendo
la Nuorese affrontare tutte le prime forze del campionato. Sabato prossimo altro impegno molto delicato per la squadra di Francesco Picconi, che al Quadrivio riceverà il Taloro Gavoi in un derby tradizionalmente difficile contro una squadra che sta disputando anche quest'anno un grande campionato. Da lì in poi il calendario dei verdi-azzurri dovrebbe essere più in discesa, tra scontri diretti e incontri con squadre più abbordabili, ed è da lì che forse dovrà ripartire la riscossa della squadra allenata da Francesco Picconi, che nemmeno oggi ha fatto particolarmente male, almeno nei primi 15 minuti ha iniziato con grande personalità, sfiorando anche il gol, prima di arrendersi all'ennesimo infortunio difensivo. Intanto c'è un calcio di punizione per il Budoni, vi spieghiamo perché il pubblico stava rumoreggiando, per una segnalazione di fuorigioco del primo assistente arrivata sugli sviluppi di una rimessa laterale. Il pubblico ha rumoreggiato per questo motivo. Intanto c'è questo calcio di punizione in favore del Budoni quando si gioca da circa 1 minuto e mezzo nel corso del secondo tempo. Budoni che eventualmente con questi 3 punti guadagnerebbe la vetta della classifica in solitaria, in attesa ovviamente del prossimo turno in cui dovrà osservare un turno di riposo. C'è la battuta del calcio di punizione, l'uscita di Cocozza sulla testa, se non andiamo errati, di Giuseppe Meloni, prova a ripartire la Nuorese con Saura, chiude tutto Caparros. Budoni che non si nasconde, gioca per la promozione in Serie D, lo fa sul doppio binario campionato Coppa Italia. Budoni che ha conquistato la fase regionale della Coppa Italia battendo nella finale di Abbasanta il Carbonia ai calci di rigore. Budoni che attende di conoscere la sua prima avversaria nella fase nazionale il prossimo 1 febbraio al Comunale di Artena. Andrà in scena la finale del Comitato regionale del Lazio, che vedrà di fronte l'Insieme Formia, squadra di tradizione che fino all'anno scorso giocava in Serie D, e la novità assoluta degli universitari della LUIS, che per la prima volta nella loro storia hanno raggiunto la finale della Coppa regionale, da cui uscirà l'avversaria del Budoni negli ottavi di finale della Coppa Italia che in caso di vittoria garantisce un posto in Serie D. Intanto il gioco è fermo, per prestare i soccorsi a un giocatore della Nuorese, dovrebbe trattarsi di Peana. Un po' di riscaldamento supplementare per i giocatori in campo, sia per quelli del Budoni che per quelli della Nuorese. Stiamo per ripartire dalla rimessa laterale sul settore di destra in favore della squadra ospite. Andiamo a dare una rilettura delle formazioni. Il Budoni in campo con Faustico, Caparros, Raimo, Greco, Lamacchia, Satta, Rossi, Scioni, Meloni, Spano e Ortenzi. In panchina a disposizione di mister Cerbone abbiamo Riccio, Steri, Zullo, Luongo, Diop, Lancioni, Santoro, Ortiz e Ndiaye. Per quanto riguarda la Nuorese, mister Picconi ha scelto Cocozza, Peana, Mastio, Spina, Puddu, Rantuccio, Durantini, Nicol, Saura, Cocco e De Murtas. A disposizione Scarcella, Dinardo, Porcu, Giorgi, Loi, Pirriottu, Moro, Tiddia e Animo Bono. Intanto il gioco è finalmente ripreso con il Budoni che manovra con Caparros, messo in difficoltà dalla pressione di Cocco. Caparros allarga sulla destra nella zona di Satta, non riesce a tenere il pallone in campo l'ex difensore del Muravera. Riparte la Nuorese con Mastio che gioca corto su Durantini, sbaglia l'appoggio Durantini che poi rinviene sul pallone, scambia con Nicol pressato da Raimo, regolarmente secondo l'arbitro. Riparte il Budoni con lo stesso Nicola Raimo, ex Lanusei e San Teodorino anche di origine, l'esterno sinistro del Budoni. Qui Meloni prova a scambiare con Spano, non si chiude la rete di passaggi, torna in possesso palla la Nuorese con Mastio che gioca in avanti su Nicol che perde palla ma poi riesce a ritornare sul pallone, poi
L'arbitro fischia un calcio di punizione contro la Nuorese. Nicol aspettava il fischio a favore della signora Barabino, ha preso il pallone con le mani e questo è costato la sanzione al giocatore della Nuorese. Riparte il Budoni con Caparros. Caparros gioca centralmente su Greco, pallone di ritorno sbagliato, può ripartire la Nuorese con Cocco. Cocco gioca su De Murtas, arriva il fischio della signora Barabino che ferma il gioco per comandare un doppio cambio nelle fila della squadra ospite. Sta per entrare il numero 17 Pirriottu, gli lascia il posto Mastio. In campo anche Di Nardo. E il numero 17 Antonino Pirriottu. Quindi fuori Mastio e Durantini, al loro posto Di Nardo e Pirriottu. Cambia qualcosa sulle fasce mister Picconi, è proprio Pirriottu sul pallone, settore di sinistra. Di Nardo va a occupare invece la fascia opposta. Pirriottu lascia De Murtas. Si gioca davvero poco in questo secondo tempo, si gioca da 6 minuti e mezzo. Qui Greco interviene su questa linea di passaggio, chiude in fallo laterale la Nuorese. Riparte il Budoni con Rossi. Rossi gioca su Greco, la Greco a Satta, porta palla Satta, scarica a sinistra dove c'è Raimo, da Raimo a Scioni. Scioni ancora indietro per Raimo, c'è un tocco di un giocatore della Nuorese, si riparte dall'out di sinistra, pallone ancora per Satta. Satta in avanti dalle parti di Meloni, chiude Peana, quindi serie di colpi di testa da parte dei giocatori della Nuorese, nessuno mette il pallone a terra, lo fa Satta. Gioca all'indietro su Faustico, da Faustico a Caparros, sale la pressione di Cocco, sale anche quella di De Murtas, ma Budoni che riesce a uscire con Spano. Spano mette al centro per Meloni, non controlla il pallone Meloni, arriva dall'altra parte Di Nardo che prolunga in fallo laterale, rimessa in favore del Budoni in zona d'attacco, settore di sinistra. C'è Raimo sul pallone. Raimo gioca su Scioni. Scioni gioca all'indietro dove c'è Satta, prova a mettere un pallone al centro, troppo basso, intercetta la difesa della Nuorese. Qui Nicol prova a far ripartire Di Nardo, messo giù. C'è una munizione per Greco che aveva bloccato questo tentativo di ripartenza della Nuorese. Lo spunto di Di Nardo, il fallo di Greco. Primo ammonito per il Budoni, era stato ammonito Durantini della Nuorese nel primo tempo. Tanto vediamo come Puddu si è spostato in posizione di terzino destro, con Pirriottu a sinistra e Di Nardo avanti sul settore di destra nella casella che nel primo tempo è stata di Durantini. Tanto Peana e Cocco sul pallone. Non arriva ancora il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Cocco prova a far fuori Scioni, da Cocco verso Rantuccio. Rantuccio per Pirriottu, prova a farsi largo Pirriottu nelle maglie della difesa del Budoni, ma arriva il recupero di Greco e gioca su Caparros, da questi a Spano che non aggancia. C'è Spina in anticipo su Meloni. Spina lancia in avanti dalle parti di Saura, la posizione è irregolare dall'attaccante argentino. Tutto fermo, sembrava abbastanza evidente la posizione irregolare di Saura, non quella di De Murtas che stava andando comunque su questo pallone. Riparte il Budoni con Satta, lancia in avanti dalle parti di Meloni, interviene Rantuccio e mette il pallone in fallo laterale.
Entriamo adesso nell'11° minuto di questo secondo tempo qui al Pincelli, avanti il Budoni per 2-0 in virtù delle reti realizzate da Scioni al 15° e Raimo al 24° del primo tempo. Satta gioca indietro su Faustico, controlla Faustico non senza qualche difficoltà, comunque riesce a far ripartire dall'altra parte per Caparros che lancia Ortensi in profondità, c'è l'anticipo di Spina che mette in movimento Rantuccio, arriva per primo Scioni, qui c'è il fallo di Rantuccio ai danni di Scioni, calcio di punizione in favore del Budoni, si spiegano i due giocatori, poi signora Barabino invita Nicol a rispettare la distanza. Qui Greco chiama in avanti le torri, Greco, l'intenzione è quella di mettere un pallone al centro dell'area di rigore, salito Satta, è salito anche La Macchia, a battuta di Greco dalle parti di La Macchia, libera la difesa della Nuorese per un attimo, poi c'è Satta che la può mettere al centro con il sinistro, Scioni di testa, né un tiro né un invito a Meloni, qui Cocozza forse ha troppa fretta di ripartire, Caparros regolarmente su Saura, può ripartire il Budoni sempre con Caparros che allarga a sinistra per Raimo, fa fuori Di Nardo, quindi tenta lo scambio con Scioni, si chiude bene la Nuorese che può ripartire con Nicol. Nicol gioca in orizzontale su Cocco, da Cocco a sinistra per De Murtas, De Murtas contro Rossi, prova a puntarlo, fa valere il fisico De Rossi e poi Caparros fa rimbalzare il pallone su Pirriotto e guadagna la rimessa dal fondo. Rimessa in favore del Budoni sul pallone Faustico. Rossi gioca corto sulla Macchia, sale la pressione della Nuorese, la Macchia lancia in avanti, intercetta Rantuccio, quindi Caparros pressato da Saura, gioca su Rossi, Rossi lungolinea a cercare Spano, Spano è il più veloce di Spina, entra in area di rigore Spano, area piccola, il passaggio per Meloni, clamoroso l'errore di Giuseppe Meloni. Provata a distendersi Meloni, clamoroso l'errore del numero 9, non da lui diremo, giocatore con un grande senso del gol, i suoi numeri in fase realizzativa dicono tutto, però anche quelli come Meloni ogni tanto sbagliano e ha sbagliato in questa occasione sull'invito di Spano che forse ci ha pensato troppo prima di mettere questo pallone al centro, magari Meloni a quel punto si aspettava anche una conclusione diretta del suo compagno. Tanto Rantuccio, rimbeccata per Saura, chiude tutto La Macchia, quindi riparte il Budoni con Greco in avanti per Meloni, il duello con Spina, tutto regolare, riparte la Nuorese, Rantuccio, mette in movimento Pirriotto, sbaglia il passaggio per De Murtas, Pirriotto comunque torna sul pallone anticipando Rossi, qui il fallo del numero 7 del Budoni. Pirriotto gioca su Nicol allarga sulla destra dove c'è Puddu, da Puddu il pallone per Cocco per Rantuccio, ancora sul capitano, qui arriva l'anticipo del giocatore del Budoni, se non andiamo errati si trattava di Greco. Qui Spina chiude bene su Meloni, riparte comunque la squadra di casa con Ortensi che gioca con Spano, chiude tutto Nicol ma interviene Rossi, tanti errori da una parte e dall'altra, qui il fallo di Rossi su Rantuccio, respira la Nuorese, ancora un errore in fase di disimpegno dei verdeazzurri, rischiato di costare caro, qui De Murtas lancia in avanti per Saura protegge il pallone dall'intervento di La Macchia, quindi Saura in controtempo pesca Cocco che riesce a
tornare sul pallone a servire Puddu, da Puddu a Nicol, quindi Rantuccio, il rimpallo favorisce il Budoni con la precisione Spano, Spano innesca Meloni, troppo lungo il pallone per il centravanti maglia numero 9, ma è arrivata anche la segnalazione dell'assistente per un fuorigioco, altro doppio cambio nella Nuorese intanto, pronti a entrare Tiddia e se non andiamo errati Giorgi. Esce Rantuccio, sostituzione che defile della Nuorese il numero 15 Giorgi e il numero 19 Tiddia. fuori Rantuccio, dentro Tiddia, fuori De Murtas, al suo posto Giorgi. E un cambio anche per il Budoni e vedremo un altro ex di turno in questa partita. È pronto Alessandro Steri, maglia numero 13. Gli lascia il campo Ortenzi, numero 11. Questo è il primo cambio per il Budoni. Ortenzi con il numero 13 Alessandro Steri. Non dovrebbe cambiare nulla nello scacchiere di Mister Picconi e nemmeno in quello di Mister Cerbone. Steri va a sistemarsi davanti alla difesa, mentre Giorgi gioca sull'esterno sinistro al posto di De Murtas e Tiddia a centrocampo al posto di Rantuccio. Tiddia tocca il suo primo pallone, lo scambia con Puddu all'indietro per Cocozza, lancio di Cocozza dalle parti di Satta, tocca il pallone anche Saura, non riesce a controllarlo, lo mette in fallo laterale, 18esimo in corso qui al Pincelli. Raimo gioca all'indietro su Satta, dalla macchia a Caparros, lancio lungo di Caparros a cercare Greco e in anticipo Spina che mette il pallone in fallo laterale. Si spiegano Greco e Meloni su chi doveva andare su questo pallone. Rossi intanto gioca all'indietro su Caparros. Caparros fa rimbalzare il pallone su Cocco e guadagna un'altra rimessa laterale. Ancora Budoni dall'out di destra, Caparros prova a servire Spano, chiude tutto Tiddia, quindi Nicol non si fa anticipare Scioni, quindi Spano tenta il tunnel su Di Nardo, non ci riesce, recupera la Nuorese. Spano gioca su Cocozza, allora in avanti intercettato da Scioni. Scioni cerca il dialogo con Raimo, dialogo che non si chiude ma Di Nardo non riesce a tenere il pallone in campo, guadagna un'altra rimessa il Budoni. Scioni e Raimo provano a scambiare di nuovo, chiude tutto Di Nardo, altra rimessa laterale. Scioni va via a Puddu, mette al centro il cross con il sinistro, attenzione a Spina che riesce a chiudere ma poi gli rimane il pallone lì, esce comunque la Nuorese con Cocco, da Cocco a Peana, pressato da Spano, mette avanti Peana, dalle parti di Steri, Scioni gioca all'indietro su Raimo, prova a alzare la pressione il Budoni, Satta non riesce a servire Scioni per l'intervento di Puddu, qui c'è il fallo del capitano del Budoni, calcio di punizione per la Nuorese. Peana gioca su Di Nardo, ora Peana, il lancio in avanti, qui lo stop di Di Nardo intercettato da Scioni, chiuso da Nicol, riparte la Nuorese con Tiddia che serve Cocco. Cocco chiama all'azione Puddu, vediamo il passaggio di Puddu per Di Nardo, prova a guadagnare il fondo Di Nardo, l'imbucata per Saura, era buona l'idea di Di Nardo, ma legge bene la situazione la macchia che mette il pallone in fallo laterale, la rimessa è per la Nuorese. Di Nardo ancora su Cocco, Cocco gioca all'indietro dove c'è Tiddia,
Tidia prova a mettere il pallone al centro, murato da Steri. Tidia gioca su Pirriottu, da Pirriottu a Cocco, la posizione del capitano della Nuorese è regolare, prova ad accentrarsi Cocco, messo giù ma si gioca ancora per il vantaggio, la recupera Di Nardo, chiuso da Sata che poi fa rimbalzare il pallone sull'avversario, guadagna la rimessa dal fondo, cercato lo spunto Fabio Cocco, messo giù, non sappiamo se in maniera fallosa, ha lasciato proseguire la signora Barabino. Budoni che guadagna la rimessa, gioca a corto, Faustico, si riparte da Caparros, quindi la macchia, dalla macchia Satta allarga a sinistra dove c'è Raimo, di prima intenzione a cercare Meloni e in anticipo Puddu tocca su Tidia che fa fuori fortunosamente Steri, non Greco che alimenta l'azione del Budoni, da Raimo a Scioni sul settore di sinistra, gioca ancora all'indietro su Nicola Raimo, da Raimo a Steri, a spazio Steri, poi allarga a destra su Caparros al centro per Meloni che chiedeva il pallone maggiormente in profondità, si è trovato controtempo Giuseppe Meloni che non è riuscito a intercettare questo pallone che finisce in fallo laterale, rimessa in favore della Nuorese. Puddu lancia in profondità, intercetta Raimo, quindi Steri, da Steri a Spano si gira ancora e tocca per Raimo, quindi Scioni, sistema il pallone Scioni, lo mette al centro, arriva a Puddu nella zona di Spano, provvidenziale l'intervento di Nicol ad anticipare Spano, arriva il fischio dell'arbitro decisamente tardivo, mentre Cocozza si era impossessato del pallone, comanda il calcio di punizione alla Nuorese, quindi Cocco gioca su Tidia, da Tidia a Puddu all'indietro per Peana che alza un campanile dalle parti di Cocco, non facile il controllo di Cocco, interviene bene Satta che poi viene messo giù dalla pressione di Di Nardo, viene ammonito il numero 13 della Nuorese per questa entrata su Andrea Satta. Altro calcio di punizione per il Budoni. Andiamo Raimo sul pallone. Tanto scende dalle retrovie anche la macchia, ancora alta la linea difensiva della Nuorese, qui la battuta di Raimo a cercare proprio la macchia, arriva prima di tutti Spina, quindi la macchia protegge l'uscita del pallone in fallo laterale, ancora Budoni in zona d'attacco con Greco che lascia a Rossi. Rossi gioca su Spano, pallone di ritorno, ci prova ancora Rossi a mettere al centro, intercetta Nicol, prova a mettere in movimento Saura, c'è l'anticipo in scivolata di La Macchia, sembrato un intervento pulito, non dello stesso avviso la signora Barabino che comanda il calcio di punizione in favore della Nuorese. Qualche timida protesta dei giocatori della Nuorese che forse avrebbero voluto il provvedimento disciplinare all'indirizzo del centrale del Budoni. Qui Peana gioca corto su Spina, ancora Peana, scambiano ancora i due centrali della Nuorese, quindi Spina prova a giocare lungo linea nella zona di Giorgi che viene anticipato, ma la palla intanto è uscita in fallo laterale, rimessa per la Nuorese che guadagna così qualche metro, c'è Pirriottu sul pallone.
Pirriotto dalle parti di Saura, protegge il pallone Saura, fermato da Scioni, riparte la Nuorese, ma il Budoni, scusate, ma chiude tutto Spina in collaborazione con Cocco e Peana, che appoggia su Cocozza. Cocozza gioca all'indietro dalle parti di Puddu, cerca Nicol, controllo non semplice, recupera il Budoni con Steri a Meloni, colpo di tacco per Spano, decisamente fuori misura. Ancora Nuorese con Cocco, Cocco dalle parti di Saura che non approfitta del liscio di Satta, la macchia lascia scorrere dalle parti di Faustico e poi prende il pallone con le mani. Osserva il piazzamento dei compagni Faustico che poi invita la linea difensiva a salire. Batte lungo il portiere del Budoni dalle parti di Raimo che anticipa Di Nardo, alla che arriva dalle parti di Peana. Peana mette in movimento Di Nardo, è impreciso il passaggio dell'ex giocatore del Lanusei che regala di fatto la rimessa laterale al Budoni quando siamo al 27esimo minuto. Qui al Pincelli, Budoni avanti per 2-0 grazie ai gol di Scioni e Raimo. Nicol gioca a corto su Di Nardo, quindi interviene Tidia apre dall'altra parte per Pirriotto, ha un'esitazione Pirriotto, arriva efficace la pressione di Greco che favorisce l'intervento di Rossi. Qui Pirriotto anticipa lo stesso Rossi che deve giocare all'indietro su Caparros, la Caparros a Steri, ancora per Caparros, pallone lungo a cercare Spano, Spano affronta Spina, mette il pallone sul sinistro Spano, poi il suo cross per Meloni, la stoppa di petto Meloni, chiude efficacemente Silvio Puddu che poi prova a mettere in movimento Saura anticipato, pallone per Nicol per Puddu. Puddu è pressato da Steri, gioca su Di Nardo, Di Nardo riesce a difendersi dall'intervento di Steri e anche da quello di Scioni, servito Saura, sbaglia il controllo Saura, arriva Greco che subisce anche fallo dall'attaccante argentino della Nuorese. È vero che un po' isolato Saura, ma quando viene cercato viene sovente anticipato dai difensori del Budoni. Intanto c'è un doppio cambio tra le fila della squadra di casa, esce Meloni, gli applausi anche del pubblico nuorese per Giuseppe Meloni, al suo posto Ndiaye, pronto a entrare anche Giacomo Santoro, un altro ex di turno, tanto per cambiare, a lasciargli il posto Samuele Spano. Samuele Spano con il numero 18 Giacomo Santoro. Due cambi nel settore avanzato per mister Cerbone. Forze fresche per cercare di chiudere definitivamente questa partita in cui comunque la Nuorese non ha fatto tanto, lo dobbiamo dire, per cercare di riaprire i giochi. Nuorese che in zona d'attacco è stata pericolosa solo nei primi 15 minuti del primo tempo con la grande occasione capitata sui piedi di Mastio. Parte il Budoni con Faustico, qui l'anticipo di Spina su Santoro, quindi Steri gioca su Greco, da questi a Rossi, Rossi proprio per Santoro che va via a Spina, Santoro guadagna il fondo dalla destra, il cross di Santoro la mette Peana che poi favorisce l'intervento di Spina, prova a mettere fuori la difesa della Nuorese con Giorgi, quindi Greco alimenta l'azione a sinistra dove c'è Raimo, non controlla bene, favorisce la chiusura di Di Nardo, prova a ripartire la Nuorese con Nicol gioca all'indietro su Puddu, Puddu mette in movimento Tidia rimontato da Ndiaye, riesce comunque a tenere il possesso del pallone alla Nuorese che riparte da sinistra con Pirriotto, da Pirriotto a Giorgi che scivola al momento del passaggio, ma l'impressione è che non ci sarebbe arrivato comunque su questo invito fuori misura di Pirriotto. Rimessa per il Budoni con Rossi, superata la mezz'ora
con la macchia che gioca su Faustico, Faustico a Satta, Satta il suo tentativo di passaggio intercettato da Nicol, rimessa laterale per il Budoni. Tanto qui il colpo di testa di Ndiaye direttamente a fondo in fallo laterale, messa per la Nuorese, Peana gioca su Tiddia, all'indietro per Steri, scusate, per Spina, il lancio in avanti a cercare Giorgi, anticipato da Rossi, parte la Nuorese con Pirriottu per Spina, pressato dall'intervento di Ndiaye, tutto regolare, recupera Tiddia. Ha rischiato un po' Spina con questa giocata. Ancora Nuorese con Peana, Peana allarga a sinistra dove c'è Pirriottu. Pirriottu si mette in proprio, scambia adesso con Giorgi. Giorgi ancora per Pirriottu. Ora il pallone all'indietro, Giorgi gioca in orizzontale per Peana, il liscio di Peana, rischia ancora la Nuorese, ma adesso c'è il lancio di Puddu a cercare Cocco, chiude bene la macchia. Serie di errori, nessuno è riuscito ad approfittarne. Qui Nicol, Puddu gioca indietro su Peana. Peana porta avanti il pallone, il suo lancio in avanti viene intercettato da Raimo. Quindi ancora il Budoni con Scioni, fa rimbalzare il pallone su Cocco e guadagna la rimessa laterale. Sul pallone a Raimo. Secondo tempo che ha offerto davvero poco, addirittura meno del primo, in cui comunque il Budoni è riuscito a capitalizzare 2 occasioni, sfiorando il gol almeno in un altro paio di occasioni una volta acquisito il doppio vantaggio. Rossi cerca in avanti Greco, pallone troppo lungo che arriva dalle parti di Cocozza. Invita i suoi a salire il portiere della Nuorese. Invio nella zona di Cocco, in anticipo Steri, Steri a Ndiaye, anticipo di Spina, quindi Greco si gira su se stesso e poi gioca su Rossi, da questi a Caparros, da Caparros a Santoro, qui Tiddia in gamba tesa, calcio di punizione per il Budoni. Greco gioca su Scioni, da Scioni pallone all'indietro per Satta, quindi Caparros. Caparros lancia lungo dalle parti di Santoro, l'anticipo di Pirriottu un po' rischioso, rimedia Peana, quindi Rossi, ancora Pirriottu, Steri mette il pallone a terra, ora su Greco, quindi Caparros gioca all'indietro su Faustico, a Faustico alla macchia, c'è la pressione di Cocco, qui la macchia in qualche modo riesce a toccare per Caparros, lancio lungo per Santoro, attento Stefano Spina che mette il pallone in fallo laterale, da Rossi a Greco, Greco gioca all'indietro, quindi la macchia gioca su Satta, da questi a Raimo, quindi Steri allarga sulla destra per Caparros, fa possesso palla il Budoni, qui Caparros prova a verticalizzare, ci arriva bene Tiddia, da questi a Giorgi, Giorgi ingaggia il duello con Greco, la sterzata di Giorgi, Giorgi vede Cocco, troppo tardivo il passaggio, chiude Scioni, ancora su Tiddia, da Tiddia a Rossi, quindi chiude il Budoni con Greco, trattenuto vistosamente, lascia correre per il vantaggio la signora Barabino. Quindi Caparros gioca sulla macchia, la macchia all'indietro per Faustico, il rilancio di Faustico diventa un assist per Dinardo, Dinardo area di rigore, va a chiudere Satta ed è fortunato poi il centrale del Budoni a ritrovarsela lì, esce Faustico, la fa sua, grande occasione per la Nuorese al 35esimo, anche qui
su un errore individuale, l'errore di Faustico che aveva innescato Di Nardo, ha chiuso Satta e poi Di Nardo poteva avere un secondo tentativo, non ha avuto il riflesso giusto. Riparte adesso il Budoni con Diaye che appoggia su Santoro, riesce a tenere il pallone in campo. Santoro non è dello stesso avviso l'arbitro e comanda la rimessa laterale in favore della Nuorese. Match che si è infiammato dopo 35 minuti noiosi, lo dobbiamo dire. E Di Nardo ha avuto l'occasione per riaprire la partita qui. A proposito di errori individuali, ecco un calcio d'angolo letteralmente regalato da Peana e Cocozza. Possibilità dalla bandierina in favore del Budoni, si avvicina Santoro sul punto di battuta. Vengono avanti i saltatori dalle retrovie per il Budoni. La battuta a rientrare di Santoro, il pallone al centro, ci arriva per primo Tiddia e poi pulisce l'area Di Nardo, se non andiamo errati. Respira la Nuorese, messa laterale in favore del Budoni. Rossi gioca con Greco, quindi Tiddia chiude la linea di passaggio. Nicol fa ripartire la Nuorese con Cocco che fa fuori Steri. Il passaggio di Cocco dalle parti di Giorgi viene intercettato da Rossi. Riparte il Budoni con Scioni che la mette in avanti dalle parti di Spina, quindi Tiddia anticipa Ndiaye. Peana dalle parti di Cocco, sbaglia Cocco ma nell'errore riesce a servire Puddu. Da Puddu a Tiddia in verticale per Cocco, è comodo l'anticipo di Raimo. Raimo lancia in avanti dalle parti di Ndiaye, qui in anticipo Peana che lascia scorrere per Spina prendendosi qualche rischio. Qui Spina dovrebbe guadagnare la rimessa laterale, così è. La battuta di Puddu, ci pensa un po' il terzino destro della Nuorese prima di mettere in gioco dalle parti di Nardo che prolunga per Saura, in anticipo Satta, altro duello aereo qui alla meglio Steri che gioca su Greco dalle parti poi di Santoro. Non si chiude il passaggio con Diaye per l'intervento di Peana che fa fuori anche Greco, porta la palla avanti Peana allarga sulla sinistra dalle parti di Giorgi. Giorgi il duello con Rossi, il cross di Giorgi decisamente fuori misura, che finisce a fondo campo. Buono spunto questo di Andrea Peana che dopo aver recuperato il pallone ha dato il là a un'azione offensiva della Nuorese. (39esimo minuto in corso), parte dalle retrovie il Budoni con Scioni, non fa passare questo pallone, lo intercetta Nicol che poi perde palla, ci arriva Steri, da Steri a Greco, deve difendersi dalla pressione di Tiddia, gioca su Caparros osserva il piazzamento dei compagni, poi serve Scioni sul cerchio di centrocampo, da Scioni a Steri, quindi Satta. Il palleggio del Budoni coinvolge anche Santoro che viene a prendersi il pallone tra le righe, tra le linee, si gira Santoro, mette in movimento sulla destra Rossi che deve rincorrere questo pallone. Rossi lo mette dentro di prima intenzione ma secondo l'assistente era già uscito il pallone che finisce a fondo campo. Rimessa per la Nuorese. Partono i verdi-azzurri con Spina che lancia in avanti dalle parti di Saura, altro duello con la macchia che ha la meglio con l'aiuto di Caparros. Faustico, da Faustico a Satta, pallone in avanti a cercare Santoro, non va via Peana, recupera Scioni, deve girare Scioni, mette in movimento Steri per Caparros, ancora Steri,
Ora per Scioni gioca all'indietro per Satta. Dietro per la Macchia, qui attenzione perché Saura vince il rimpallo, pallone troppo lungo, arriva Faustico che poi la prende con le mani. Da Faustico alla Macchia. Passaggio per Satta. Raimo alza un campanile dalle parti di Santoro che recupera questo pallone, cerca di guadagnare l'area di rigore Santoro, la sterzata di Santoro su Tiddia, l'ultimo a toccare l'attaccante del Budoni e si riparte con una rimessa a fondo campo. Qui Spina, viene richiamato Spina che ha battuto la rimessa con palla in movimento. Batte lungo Spina dalle parti di Cocco in anticipo Steri, quindi Tiddia tenta di lanciare Giorgi, blocca tutto Greco, quindi Rossi gioca all'indietro dalle parti di Caparros che mette lungo linea proprio per Greco, lasciato solo dai giocatori della Nuorese. Greco tenta di mettere il pallone basso, intercetta la retroguardia della Nuorese, qui Cocco prova ad andare via a Satta, toccato duro il capitano della Nuorese, calcio di punizione in favore della squadra verde-azzurra. Nicol gioca su Peana. Tiddia, fuori misura il suo passaggio, ancora Tiddia sul pallone. Puddu lancia in profondità per Saura, non riesce a tenere questo pallone. Quindi Raimo lancia in avanti dalle parti di Santoro, chiude Puddu, pallone che torna però dalle parti di Santoro, rincorso da Puddu, Santoro entra in area di rigore, Santoro la mette al centro, per Ndiaye chiude Spina, può ripartire la Nuorese, qui Puddu fa fuori Tiddia, da Tiddia a Di Nardo, sbagliata la misura del passaggio, interviene Raimo che mette in movimento Santoro, a spazio Santoro che va via a Cocco, Santoro chiude il solito Spina, si è allungato troppo il pallone, il numero 18 del Budoni, riparte la Nuorese con Di Nardo, Di Nardo serve Saura, riesce a girarsi stavolta Saura, affrontato dalla Macchia, guadagna un calcio d'angolo la Nuorese. Va Cocco sulla bandierina di destra, poco più di 2 minuti al 90°. Con Cocco che andrà a mettere questo pallone al centro, pallone messo dentro, ci prova a prolungare Peana con il tacco, quindi Nicol ancora per Cocco che ha una seconda possibilità di crossare dalle parti di Faustico che non trattiene, ma c'è il fischio dell'arbitro a comandare anche una posizione di offside, forse di Saura. Tutto fermo in sfuma questa azione d'attacco della Nuorese. Parte Satta che lascia il pallone a Faustico. Faustico a Caparros. Lancio lungo di Caparros a cercare Santoro, ancora Spina in anticipo, le ha prese tutte il difensore centrale di Orosei. Buona la sua prestazione in un ruolo che non è il suo, almeno non il suo abituale. Premiata la scelta di mister Picconi di schierarlo come centrale di difesa, sicuramente uno dei migliori oggi in campo per la Nuorese. Qui Raimo lascia proseguire per Scioni, si butta dentro ancora Raimo, lo ignora Scioni, non c'è particolare pressione sul numero 8 che gioca all'indietro su Satta, da questi alla Macchia. Adesso sale la pressione della Nuorese con Caparros che gioca bene su Rossi. Si ferma Rossi, non supera Tiddia, ma è fortunato nel rimpallo il numero 7 del Budoni.
che serve Santoro, resta a terra Tidia, nel frattempo Santoro, il gioco di gambe su Spina, l'invito per Ndiaye che finisce a terra nel contrasto con Peana, non c'è fallo neanche stavolta, si rialza adesso Pirriottu, riparte la Nuorese, lo fa con Puddu sul settore di destra, si fa vedere Cocco gioca su Peana, da Peana a Spina, Spina gioca a sinistra su Giorgi, va Giorgi su Greco, tenta l'1 contro 1 anche con Rossi, lo supera Giorgi, Giorgi mette il pallone al centro col sinistro, la palla supera Saura e poi Di Nardo ha la grande occasione per riaprire la partita e mette il pallone fuori, ottima iniziativa di Giorgi a sinistra, Saura lascia scorrere, poi Di Nardo sbaglia clamorosamente la mira sui piedi del numero 13, le occasioni migliori per la Nuorese per rendere il finale più vivace, si salva il Budoni, si resta sul 2-0 quando siamo quasi un minuto e mezzo oltre il 90°, non abbiamo visto l'entità del recupero, si continua a giocare comunque con il rinvio di Faustico dalle parti di Ndiaye che smorza su Scioni, alza un pallone difficile per Raimo che riesce comunque ad addomesticarlo e a restituirlo al suo capitano, ancora lo scambio tra Scioni e Raimo che poi cambia gioco dall'altra parte dalle parti di Caparros, quindi Rossi porta il pallone avanti, Rossi servito a Santoro, il duello con Spina, Santoro sistema il pallone sul sinistro, il cross al centro dalle parti di Raimo, gli sporca il pallone Puddu, la mette in calcio d'angolo, era pronto alla battuta al volo Nicola Raimo a caccia della sua doppietta personale, tanto nessun giocatore del Budoni va sulla bandierina, ci va a piccoli passi lo stesso Nicola Raimo, si avvicina anche Steri, Steri e Raimo sul pallone, Steri tocca per Raimo, all'indietro per Scioni, da Scioni ancora Steri, scambiano i due, Steri prova a guadagnare il fondo da sinistra, poi si gira su Di Nardo, pallone di ritorno per Raimo, ancora per Scioni, da Scioni a Steri, fuori gioco il numero 13 e arriva su questa segnalazione il fischio finale dell'arbitro. Budoni batte il Nuorese per 2-0 grazie ai gol di Scioni al 15° minuto del primo tempo, il raddoppio sempre nel primo tempo di Raimo al 24°. 3 punti preziosi per il Budoni che conquista la vetta della classifica superando il Latte Dolce, oggi fermo per riposo. 2-0 su una Nuorese generosa che aveva iniziato bene nei primi 15 minuti ma che poi ha concesso il vantaggio al Budoni su un errore individuale, ha concesso anche il raddoppio e poi non è più stata capace di reagire se non nei minuti finali con 2 occasioni capitate a Di Nardo. Non erano queste le partite da vincere per la Nuorese, il vero campionato di Verdi Azzurri inizia dalla settimana prossima. È tutto qui dal Pincelli, non mi resta che ringraziare Andrea Farris per la preziosa collaborazione alle immagini e alla regia, a tutti voi che ci avete seguito da casa, l'augurio di un buon proseguimento di serata con la programmazione di Directa Sport.